E nella panchina che vedete alle mie spalle, dedicata a Lorena 40, che si è conclusa la fiaccolata per ricordare Lorena 40, la giovane di Favara uccisa dal suo fidanzato a Furcisicolo, ma anche per ricordare il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E proprio da Favara, ricordando Lorena, si sono voluti lanciare dei messaggi affinché di queste cose non ne accadono più. Assieme ai familiari di Lorena, il sindaco di Favara, quello di Furcisicolo, quello di Grotte e tanti altri rappresentanti di associazioni e istituzioni, per dire no alla violenza sulle donne. Ma seguiamo le interviste. A volte per certe notizie sembrano lontane e distanti, quando si vivono in prima persona, quando una comunità come la nostra viene colpita così pesantemente con una propria figlia, la si sente sulla pelle in maniera più dura sicuramente. Oggi siamo qui insieme anche al collega di Furci, il paese dove purtroppo, ahimè, Lorena è stata uccisa, per testimoniare la nostra vicinanza e per dire no a ogni forma di violenza con la nostra comunità, marciando silenziosamente per Lorena. Lorena veramente fin dal primo giorno è stata sentita come una figlia di Furcisicolo. Lorena è una nostra concittadina e sarà per sempre una nostra concittadina, lo dico con grande emozione e con grande affetto, soprattutto nei confronti della famiglia 40, alla quale sono personalmente legato non solo come sindaco, ma come cittadino e quindi come fratello di Lorena e della sua famiglia. Il 25 novembre, chiaramente, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è un giorno simbolico importante, ma in realtà dobbiamo pensare a questo tutti i giorni dell'anno, 365 giorni all'anno, e lo dobbiamo dimostrare con i fatti, e quindi attraverso quello che trasmettiamo anche ai nostri ragazzi nelle scuole, con le tante iniziative che facciamo. E penso che il minimo che si potesse fare era oggi essere presenti qui al fianco del sindaco, al fianco della comunità di Favara, ma soprattutto al fianco della famiglia 40, di Enzo, della famiglia, di tutti, dei fratelli. E quindi grazie alla comunità di Favara per avermi anche ospitato, per avermi invitato, e ci tenevo ad esserci e sono qui. Se si tratta di un episodio che naturalmente tocca tutte le famiglie, tutti i paesi e tutte le città d'Italia. Sono tantissimi purtroppo i casi che si stanno verificando in tutti i territori, quindi come istituzione dobbiamo essere vicini alle famiglie, dobbiamo portare anche una serie di aiuto anche al legislatore, perché le leggi vanno cambiate, ci vogliono leggi che consentono di arrivare a delle pene certe e soprattutto degli interventi di prevenzione importanti, ed è su questo che le istituzioni devono essere presenti, soprattutto sulla prevenzione, quindi la sensibilizzazione nelle scuole, nelle famiglie, e quindi tutti insieme dobbiamo lottare affinché questo non accada più. Di violenza. Oggi siamo qui nel nome di Lorena, questa ragazza che ha pagato con la vita e ha subito quella violenza fisica, ma noi vogliamo dire no alle tante forme di violenza, la violenza psicologica, la violenza sociale, la violenza economica, quelle tante manifestazioni attraverso le quali viene mortificato il ruolo della donna, per cui siamo accanto a tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di essere aiutate perché non si sentano sole e trovino il coraggio di dire no e di ribellarsi. E nella memoria portiamo nel cuore questa ragazza che ha pagato con la vita la violenza e l'ha toccato con mano. Voglio lanciare un messaggio a tutti noi genitori. Dobbiamo essere attenti ai nostri figli dai primi passi, dalle scuole elementari alle medie e superiori, perché facciamo tante fiaccolate, ne abbiamo fatto una a Furcisicola, più di una. Ogni anno si parla del femminicidio, si parla del tutto, però ancora siamo troppo indietro non per lei, indietro perché giorno per giorno succede. Se noi sappiamo in Italia continua a succedere tanti femminicidi, e diciamo nelle scuole devono essere professori, anzi forse inserire un'oretta alla settimana di parlare ai ragazzini, la donna rispettarla, la donna portarla nel cuore, no la donna maltrattarla per la qualsiasi cosa, la donna non si tocca.
io stasera sono emozionato, non mi viene perché onestamente non è tanto facile, vedervi tutti qua non è tanto facile. E il passo più importante poi sempre qua, lo rivolgo alla giustizia perché deve fare veramente il suo corso, il corso lo fa, però nell'aula di giustizia dare veramente una pena severa, se no si continua sempre. Quando un giovane capisce onestamente niente, che se la fa franca, diciamo, Non diamo un bel esempio. non c'è un esempio esemplare. Comunque, non c'ho più la forza di parlare, scusatemi, mi sono emozionato tanto. Grazie a tutti quanti.